Siamo nei 100 migliori vini al mondo su Wine Enthusiast con il Collio Friulano 2016 Russia Superiore, e poi siamo stati selezionati da Opera Wine ed è un evento fatto, organizzato e selezionato da Wine Spectator per il prossimo Vinitaly 2019. C'è stata un po' forse di confusione su una parte della stampa, ma siamo contenti, veramente molto felici. Il lavoro parte da lontano perché sono la quinta generazione, c'è mia figlia adesso che si affaccia, mia figlia Ilaria la sesta, con grande entusiasmo, però devo dire grazie a mio padre che è qui con me, perché è stato lui che ha lavorato tantissimo portando avanti tutto un percorso di qualità che ci dà veramente soddisfazione. Ho avuto 3 figli che hanno seguito il mio lavoro e sono veramente contento perché la prima cosa che ho insegnato a loro è l'amore del nostro lavoro, cioè la ricerca della qualità. Non vedevo l'ora di andare sempre in cantina perché il lavoro che abbiamo noi ti affascina, ma produrre veramente quello che dà la natura. Su un vino puoi ragionare su una giornata intera, però bisogna veramente innamorarsi del nostro lavoro. Il riconoscimento dimostra l'eccezionalità dei vini e del territorio, un territorio che a differenza di altri può vantare una storia antica anche di sperimentazioni, valorizzazioni. In fondo il Collio era già stato classificato con le sue migliori zone, quelle che i francesi chiamano cru, 80 anni prima che i francesi ci pensassero, già nel 1787, e non è un caso che si stia candidando a patrimonio transfrontaliero dell'UNESCO a livello internazionale.